Le scuole chiuse sinora sono 4, il liceo Caro di Cittadella, 2 scuole a San Martino di Lupari, una a Villa del Conte, scuole di ogni ordine e grado. A essere interessate dalla chiusura decisa dalla Regione, dato l'elevato numero di contagi nella popolazione, 272 ogni 100.000 abitanti, saranno probabilmente da giovedì le classi a partire dalle seconde e terze medie del distretto Alta Padovana dell'ULSS 6. Sorpresi i sindaci che ancora nel pomeriggio non avevano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Noi non abbiamo ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, abbiamo preso anche noi dalla stampa di questa eventuale decisione. Credo che sia una situazione e una scelta che, a parte che non è stata condivisa, ma nemmeno credo che sia risolutiva rispetto ai problemi che ci troviamo. In attesa della comunicazione ufficiale, intanto i sindaci fanno i conti con il numero di contagi. A Galliera Veneta, dato di domenica, ci sono 72 casi, ma a inizio della scorsa settimana non superavano una decina e l'età dei contagiati, spiega il sindaco Perfetti, si sta abbassando. A Carmignano di Brenta sono 95, numeri cresciuti di poche unità negli ultimi giorni. Qui il vice sindaco reggente è in attesa dei tamponi molecolari eseguiti sui ragazzi di quarta elementare che hanno celebrato la prima confessione con il parroco risultato positivo al Covid. Attesa dei risultati dei tamponi anche per i 1000 studenti del liceo Caro di Cittadella. A Carmignano di Brenta, durante le messe della domenica, ha letta una comunicazione del vicario della diocesi di Vicenza. Attraverso una lettera del vicario del vescovo Don Lorenzo, la parrocchia è stata invitata a sospendere tutte le attività di catechismo, il centro giovanile sarà chiuso per almeno un mese, mentre anche noi da canto nostro come amministrazione comunale abbiamo invitato anche le attività sportive del settore giovanile del Carmenta Calcio a sospendere tutti gli allenamenti del settore giovanile di base.